Mister Eusebio Di Francesco, per prima cosa, al di là del punteggio di questa amichevole estiva, che cosa ha tratto come indicazioni, diciamo? Ma questa non ha per me grande valore, nel senso che veniamo anche da giornate di lavoro faticoso, dove i ragazzi oggi hanno fatto un lavoro importante sulle ripetute lattacide, per quello non ero brillantissimo, ma a me mi interessava vedere più che altro quello che ricercavano nel gioco in fase offensiva. Per quanto riguarda la preparazione ho trovato una grandissima disponibilità da parte dei ragazzi, per quello sono contento di questa prima settimana. Ci è sembrato di vedere nella partita di oggi un 3-4-1-2, quantomeno come sperimentazione. Che dice? Che indicazione è tratto anche da questo? Ma un 3-4-2-1, ma al di là dei numeri, come dicevo anche, ho detto in conferenza, conta muoversi bene in campo e occupare gli spazi in una certa maniera, per quello il sistema di gioco diventa relativo, lo fanno più le caratteristiche dei calciatori che ho messo in campo. Che cosa pensa dell'accoglienza dei tifosi di quest'oggi? Beh, bello, un bel clima, un bel posto, e poi fa piacere vedere tutti questi colori che ci rendono orgogliosi di vestire questa maglia, e penso che sia stata una bella giornata di festa che andremo a completare stasera con la presentazione. Invece, a proposito dei singoli, ha dato subito fiducia a Cernigoi, che è rientrato dal prestito. Come lo vede e se può far parte della rosa quest'anno? No, sono tutti i giocatori che sto valutando, specialmente a centrocampo, tra cui Cerni, ma non è questione di fiducia, perché oggi giocherà lui, domani giocherà un altro dall'inizio. Sono partite che lasciano un po' il tempo che trova nelle scelte. Le scelte, quelle più importanti, si faranno poi quando le partite conteranno veramente, e quando avrò a disposizione più che altro una rosa al completo. Devo dire che in questo momento noi dobbiamo andare a riempire alcuni tasselli sia in mezzo al campo che in difesa, anche esternamente, anche sulla tre quarti. È arrivato oggi Oristano e mi auguro che quanto prima il direttore mi possa dare gli altri elementi che stiamo cercando per andare a completare la squadra. Un primo bilancio di questo ritiro dal punto di vista del lavoro che avete fatto? Ma come dicevo prima, la cosa che mi interessava più di tutti, ho notato e ho visto, di questo sono molto contento, la grande disponibilità dei ragazzi dal punto di vista del lavoro. Non si è mai lamentato nessuno, anche perché quando si comincia si fanno delle corse che a volte possono affaticare più di tanto, e spesso ci si lamenta. Essendo stato anch'io calciatore, si cercava sempre di farsi togliere qualcosa, invece questi ragazzi hanno completato sempre al meglio tutto quello che gli avevo richiesto. Facendo tesoro di questo, come pensa che imposterà il lavoro per la prossima settimana? Beh, sarà diverso, i carichi di lavoro diventeranno ancora più importanti, dove ci sarà meno, lavoreremo meno sulle distanze lunghe, accorceremo il campo e lo apriremo a seconda dell'allenamento che andremo a fare, aumenteremo il volume di forza. Oggi è importante dare a questa squadra una condizione ottimale fisica e delle conoscenze, quelle che sono un po' quelli che sono le mie idee, i miei principi di gioco. Invece abbiamo visto Ellerson uscire per un piccolo fastidio, come sta tutto? Beh, bene? non lo so, ha preso una botta, aveva già fastidio da un po' di tempo, credo che fosse un fastidio legato anche al finale della passata stagione. Su Oristano invece contento dell'acquisto? È un giocatore che abbiamo voluto insieme io e il direttore, sono convinto che darà un po', come ritengo io, quella qualità, quell'imprevedibilità che serve a questa squadra.